Buongiorno e buona domenica a tutti voi da Telefriuli, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Il Collegio regionale dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia ha comunicato con una nota di avere sospeso la terza fase del modulo del corso di formazione per maestri di sci dedicato al freestyle a Les Deux Alpes in Francia. Questo perché, come si legge nella nota che hanno diramato, è stata comunicata da parte di alcuni allievi maestri di sci la presenza di sintomi febbrili e poi ci sono stati gli esiti positivi dei test rapidi antigenici immediatamente eseguiti. Al momento sono una trentina circa le persone risultate positive su una delegazione di 73 tra allievi e istruttori che hanno partecipato al corso provenienti da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Trentino e Campania. Sono tutti rientrati nelle rispettive residenze, 33 i friulani nella spedizione, di questi sono circa 8 i positivi, gli altri in isolamento ovviamente. Erano arrivati nella località francese domenica sera, sarebbero dovuti rimanere fino a ieri pomeriggio, giovedì sera alcuni hanno accusato mal di gola e poi venerdì mattina qualcuno aveva la febbre, da lì la decisione immediata di mandarli a casa e dunque di sospendere il corso, nonostante, spiegano, le misure prese in ingresso, quindi test negativo oppure la certificazione di avvenuta vaccinazione, meglio conosciuta come Green Card, e l'utilizzo della stessa struttura alberghiera per creare la cosiddetta bolla, non sono riusciti a arginare un fenomeno pandemico evidentemente presente nella località francese, così fanno sapere. Tra coloro che sono risultati positivi anche un istruttore vaccinato. È stato trovato senza vita alle 9 di questa mattina in un canale, annegato il 93enne di Variano che non dava più notizie di sé dalla notte tra venerdì e sabato. Bruno Feruglio, il nome dell'uomo, si era allontanato senza cellulare da casa sua e dopo la segnalazione dei parenti che lo cercavano era stato attivato il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse coordinato dalla prefettura di Udine. Sul posto i vigili del fuoco di Codroipo, le squadre del comando di Udine, accertamenti dei carabinieri di Campoformido. C'è stato un incidente attorno alle 6 di questa mattina che ha visto coinvolte 3 auto a Fossalta di Portogruaro lungo la statale 14, 6 feriti di cui 2 gravi. Sono intervenuti i pompieri di Portogruaro che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Ford Fiesta rovesciata su un fianco una coppia di coniugi, stabilizzati dal personale sanitario e trasferiti in elicottero e ambulanza all'ospedale, uno a Udine. Feriti anche i 4 occupanti di un'altra auto, illesi gli occupanti della terza. È stato deviato il traffico e le operazioni di soccorso sono terminate poco prima delle 8, coinvolte in particolare una coppia di Motta di Livenza, a cui appartiene il ferito, trasportato a Udine. Invece a bordo dell'altra auto c'erano una giovane di 26 anni, la moglie e la suocera del figlio minore, tutti residenti a Rieti, una famiglia di cittadini romeni. Sul terzo veicolo 2 cittadini francesi di 31 e 35 anni, appunto illesi. Versa invece in gravi condizioni un uomo di 45 anni di Cervignano che attorno alle 20:30 di ieri sera, mentre percorreva la via translagunare tra Grado e Aquileia all'altezza di Belvedere, ha perso il controllo della moto sulla quale stava viaggiando, è finito contro il guardrail ed è caduto sull'asfalto riportando ferite molto serie. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine, nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incidente. E ancora sulle strade, sempre all'alba di questa mattina, poco prima delle 6, i vigili del fuoco di Opicina sono intervenuti sulla provinciale 6 nel comune di Sgonico per un incidente che ha visto un'auto andare a sbattere contro il muro. La conducente è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. I vigili del fuoco, staccando una portiera, sono riusciti ad estrarre la persona ferita. Poi messa in sicurezza l'auto incidentata ed è stata ripristinata anche la viabilità.
Nelle prossime riunioni del Consiglio regionale previste per questa settimana si parlerà di esercizio di funzioni in materia di viabilità da parte degli enti di decentramento regionale contenuti nel disegno di legge 142. La questione sarà trattata in particolare martedì in quinta commissione, subito dopo l'espressione di un parere sulla delibera di giunta inerente all'indennità di funzione di presenza, ma anche i rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio degli amministratori degli enti locali del Friuli Venezia Giulia. Inoltre la Commissione approfitterà anche per ricevere risposta dalla Giunta su alcune interrogazioni dei consiglieri Conficoni del PD sugli immobili disabitati di proprietà del demanio a Pordenone e di Cristian Sergo sulla qualità dell'aria al piano di azione regionale, ma ancora Sergo anche sulla presenza di amianto nelle acque potabili della regione. Cambia inquadramento l'Oasi dei Quadris di Fagagna, inserita nel sito di interesse comunitario Natura 2000, diventerà giardino zoologico. Fino a quando l'iter non sarà perfezionato, l'Oasi potrà rimanere aperta al pubblico solo per 6 giorni l'anno. Resterà aperta per 2 fine settimana lunghi, per un totale di 6 giorni, quest'estate, tra luglio e agosto, l'Oasi dei Quadris di Fagagna, lo spazio verde chiuso al pubblico ormai da diversi mesi. Il problema, spiega il vice sindaco Sandro Bello, è legato all'inquadramento normativo della zona. Nata come una piccola realtà, l'Oasi negli anni è mano a mano cresciuta, articolandosi e accogliendo sempre un maggiore numero di animali. È necessario adesso, in base a stringenti normative europee e dettate dal Ministero dell'Ambiente, individuarla come giardino zoologico oppure come ricovero di animali da curare. L'opzione ricade naturalmente sulla prima ipotesi, sebbene non saranno contemplati al suo interno animali esotici, come la tigre o la giraffa, per fare un esempio. L'iter, spiega Bello, deve passare necessariamente attraverso una serie di delibere che saranno discusse e approvate in Consiglio Comunale quanto prima. Nel frattempo la norma permette l'apertura di soli 6 giorni all'anno dell'area che ricade nel sito di interesse comunitario Natura 2000. Il monumentale organo Nacchini del 1750 è stato protagonista di un concerto a Muzzana inserito nel Festival Internazionale Friulano Giovanni Battista Candotti. Basso Friuli, in programma dal 27 settembre al 1 ottobre a Muzzana del Trugnano, Lignano, Marano Lagunare ed Aquileia, la chiesa parrocchiale di Muzzana ha ospitato una serata del Festival Internazionale Friulano Giovan Battista Candotti, organizzato in triplice accordo fra questo comune della Bassa Friulana e l'Accademia Organistica Udinese. Oltre alla presentazione del citato concorso organistico, era prevista la celebrazione della festa votiva del Perdonut, istituita nel corso della Prima Guerra Mondiale, nonché la commemorazione di Pietro Di Mattia, cittadino muzzanese recentemente scomparso, che con la sua ultrasessantennale partecipazione attiva nei cori della comunità è stato d'esempio nell'amare il bel canto e la musica che lo hanno reso emblematico nel sostenere la causa del concorso organistico. È proprio questo storico strumento a canne ad avere catturato l'attenzione della serata speciale, dal momento che la chiesa parrocchiale di Muzzana conserva un Nacchini del 1750 nella sua originale integrità per qualità timbriche, purezza sonora ed equilibrio fra i vari registri. È il 158° strumento a canne realizzato dal compositore, organista e presbitero dalmato veneto Giovan Battista Candotti, ritenuto a tutt'oggi dagli esperti il migliore Nacchini conservato in maniera esemplare. Quanto di meglio non potesse attendersi Ilaria Campeotto, giovane organista invitata a dare avvio al programma di serata con la toccata in Mi minore di Mattias Weckmann, con Ilaria un ensemble con il tenore Damiano Vanzo, la soprano Raffaella Peressin, le violiniste Simonetta Fumiato, Linda Zamparo, Francesca Fumi e il violoncellista Marco Delle Vedove. Oltre a Mattias Weckmann, il repertorio comprendeva musiche di Handel, Frescobaldi, Swelling, Gounod, Gabrieli, Giovan Battista Candotti e Rosso. Tra i 17 arbitri che a Tokyo dirigeranno il torneo olimpico di pallavolo c'è anche un udinese, Daniele Rapisarda, per lui il coronamento di una lunga carriera internazionale. Dopo una lunga attesa, perché in realtà me la
La designazione è arrivata a fine gennaio dell'anno scorso. Andare a Tokyo vuol dire il coronamento di una carriera, di un sogno, perché quando si inizia le Olimpiadi sono per tutti il traguardo ideale, irraggiungibile alla fine, perché uno pensa, chissà, ne va ogni 4 anni, ne va forse uno, figurati. E invece in questo caso parrebbe vero, dico parrebbe perché alla fine dal 30 gennaio, che mi è arrivato mi pare, di 29-30 di gennaio del 2020 ad adesso è passato 1 anno e mezzo, eravamo in 20 all'inizio, poi siamo diventati in 16, quindi ne hanno tolti 4, e poi ne hanno raggiunto 1, siamo 17 adesso. Quindi anche lì tutte le volte è stata abbastanza sofferta. La Federazione Mondiale sceglie un numero di arbitri congruo rispetto alle partite che si giocheranno, e poi fa una selezione su quelli che sono gli arbitri mondiali. Hai un percorso, ti accorgi di essere al centro della loro attenzione. Io ho fatto 2 mondiali, prima ho fatto un mondiale Under 23, poi ho fatto la World Cup, che è il torneo che viene giocato ogni 4 anni, che qualifica le squadre, alcune 2 squadre per le Olimpiadi. Ho fatto gli spareggi nel 2016 in Africa e nel 2020 in Europa. Sono tornei particolarmente logoranti, non solo per i giocatori, che giocano molte partite ravvicinate, ma anche per gli arbitri, con la differenza che i giocatori hanno un giorno sì, un giorno no, gli arbitri arbitrano tendenzialmente tutti i giorni, con qualche giorno di pausa, ma una ventina di giorni così sono pesanti. Parliamo di Udinese che ieri ha affrontato l'ND Biglie nel primo impegno estivo a Manzano, 4-1 il risultato finale per i bianconeri, con Gotti che ha proposto un nuovo modulo, un 4-2-3-1, nel quale si è rivisto anche Pussetto, che ha dato buone risposte dal punto di vista fisico. 2 gol sono stati segnati da Cristo. Per quanto riguarda l'Udinese ancora a segno nella prima marcatura Okaka, e poi per il 2-1 parziale la rete di Makengo. È stato espulso al 78esimo Scuffet. Da domani scatta la seconda fase del ritiro, che vedrà 32 bianconeri impegnati in Carinzia nel raduno austriaco a St. Veit. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, ci rivediamo questa sera alle 19, buona giornata.